disciplina che apprezziamo particolarmente nel nostro territorio perché è casa di pallavoliste molto famose che noi qui non vogliamo nominare, ma presenteremo invece UPD Costa, una società del Vittoriese di lunga storia che ci presenterà il presidente in persona, Antonio. Ciao a tutti, sì, la pallavolo Vittorio Veneto è di lunga data, la nostra società lo conferma perché è nata nel 71 e quindi abbiamo già un'altra generazione che sta arrivando in palestra, cioè le mamme di chi tanti anni fa ha giocato adesso portano le figlie o i maschietti. Quindi da questo punto di vista siamo fortunati per chi ha seminato prima di noi e noi continuiamo a raccogliere i frutti, entrare nelle scuole, pensare al periodo estivo, quindi la società piano piano si sta veramente ingrandendo a 360 gradi e a 12 mesi l'anno. Da che età possiamo iniziare a praticare la pallavolo? Sì, allora sempre più piccoline perché grosso modo dall'età di 7 anni in poi noi in palestra già le riceviamo. È importante per chi fa questo sport iniziare presto perché i fondamentali si fanno da piccolini. Chi inizia un po' più tardi fa fatica, però abbiamo creato degli spazi alternativi, dei canali alternativi anche per chi si approccia a un'età un po' più avanzata. Quindi cerchiamo di tenere la porta aperta per tutti, insomma. Certo, perché ricordiamo non è importante solo lo sport, ma anche la squadra. Questo per eccellenza è uno sport di squadra, quindi quanto vale lavorare insieme per ottenere dei risultati? Beh, è sicuramente difficile, però dà delle soddisfazioni enormi, non solo da un punto di vista risultato sportivo, ma anche da un punto di vista, chiamiamolo sociale se vogliamo. Li vediamo i gruppi quando sono armoniosi e felici, si vedono subito i visi delle atlete, quindi è sicuramente importante. Ottimo, quindi se volessero provare i nostri giovani sportivi dove vi trovano? Allora ci trovano per chi vuole provare alla palestra da Ponte delle scuole medie per capirci in 3 appuntamenti lunedì, martedì e giovedì a partire dalle 17. Quindi ora abbiamo tutte le informazioni, andiamo a provare la pallavolo e vi auguriamo un'ottima stagione sportiva. Grazie Presidente. Grazie a voi della disponibilità.